genetriaci, ricorrenze, commemorazioni, rilevamenti demoscopici e musica per voi. La verità è che sono cattivo, ma questo cambierà. Io cambierò. È l'ultima volta che faccio cose come questa. Metto la testa a posto, vado avanti, rigo dritto, scelgo la vita. Già adesso non vedo l'ora. Diventerò esattamente come voi. Il lavoro, la famiglia, il maxi televisore del cazzo, la lavatrice, la macchina, il CD e l'apriscatole elettrico. Buona salute, colesterolo basso, polizza vita, mutuo, prima casa, moda casual, valigie, salotto di 3 pezzi, fai da te, telequiz, schifezze della pancia, figli, a spasso del parco, orario d'ufficio, bravo a golf, l'auto lavata, tanti maglioni, Natale in famiglia, pensione privata, esenzione fiscale, tirando avanti, lontano dai guai, in attesa del giorno in cui morirai. Che giorno è? Croccante, croccante, come le patatine con cosa ci mettete voi? Il ketchup, la maionese, anche se per Vincent Vega quella merda gialla in Pulp Fiction, la maionese è fantastica, le patatine. Barbari! Allora, il grande Francesco, suatore di comando di energia tecnica, che ormai ci spera. Ormai, Francesco, se vai a vedere le 6 squadre che lottano per il quarto posto, le 2 più lanciate sono Bologna e Roma, ma il Bologna le 2 più forti sono Juve e Milan, ma stendiamo un velo di pietoso silenzio. E il Milan comunque è i derby con noi. La Juve stendiamo un velo di pietoso silenzio. Io ero convinto del 2 maggio, per fortuna mi sono sbagliato. E poi, parentesi calcistica obbligatoria, in che giorno è? Alla fine, secondo me, la Fiorentina ha la Conference League, la Lazio la UEFA League. Io vedo che la Roma è sempre più in crescita, vedo che il Bologna tiene botta meravigliosamente. E poi ci sono un sacco di scontri diretti a breve, cioè sia Roma-Bologna che Roma-Juventus. E quindi è molto interessante. Non ci credevi, non ci credi neanche adesso, perché tu sei lucido. Ma però diciamo che rispetto a 3 mesi fa. Allora 02 92 94 7222 è il numero di telefono per intervenire in diretta, mentre per il servizio WhatsApp il numero è 340 670 9659. Allora, siete simultanei con noi, c'è Francesco il grande e il sottoscritto, il suo avatar per meglio dire, Ciccio Barbù, quando sono scoccate le 12:48. La commissione interna comunica che la temperatura in questi edifici si è attestata a 24,2 gradi centigradi sopra lo zero, esternamente 7,9. Sorella tosse, 56% l'umidità e 1029,9 millibar la pressione. Francesco il sottoscritto sono sospesi a 137,6 metri sopra il livello del mare. Poi gli altri supporti per seguirci, la Radio DAB, il sito radiolibertà.net. Alexa, accendi Radio Libertà, passaparola, ve ne saremo riconoscenti. E poi ancora il profilo Facebook, dove ogni notte che il cielo manda in terra troverete la sinossi delle interviste del sottoscritto, inoltre la pagina che farà il sottoscritto, inoltre la pagina. Guardate che c'è un bel ritorno oggi, c'è un bellissimo ritorno, attenti. E poi l'applicazione iOS Android che vi permette di seguirci ovunque voi siate sulla costa terrestre con i vostri cellulari, Twitch, il social di ultima generazione. E poi il profilo Facebook, ve l'ho già detto, indispensabile per orientarvi attraverso le nostre programmazioni. E poi di quel che c'è non manca niente, YouTube a targhe alterne. E poi ancora l'abbraccio forte, davvero fortissimo, rivolto alla signora Adriana Angela, alla signora Carmela e alla signora Clotilde. E poi andiamo anche ricordandovi che loro ci seguono, ma ci seguiscono anche dal canale 252 del digitale televisivo terrestre, perché questa è una radiovisione che si abbona a Radio Libertà
campa oltre 100 anni. Meditate, gente. Poi ancora, siamo stavo guardando il WhatsApp. Ero fuori, come è andata la discussione in Senato? Draghi, Meloni, Borghi, grazie Maurizio. Rivediamo insieme gli aggiornamenti. Draghi ha sostenuto la difesa comune europea. Grosso modo è quello che ho visto prima di uscire di qua, cioè di uscire da casa per venire qua. E mi sembra, ho visto gli ultimi titoli, siamo lì. Poi ti informeremo, Maurizio, ci informiamo insieme. Buon pomeriggio, un saluto a Vincent De Maio, ho detto Vincent Vega, bravo Francesco, nessun litigio, ma credo che l'Atalanta fa sempre apposta a far vincere l'Inter, la tua bella amata. No, non è come dicono. L'Atalanta, e da quando c'è Simone Inzaghi, è Simone Inzaghi che è la bestia nera di Gasperini, perché mi ricordo che prima di Simone abbiamo cominciato a vincere contro l'Atalanta con Antonio Conte, Stefano Del Brembo, perché prima mi ricordo anche con Spalletti abbiamo preso un'imbarcata, 4 gol, una cosa del genere, e prima perché Gasperini quando torna all'Atalanta e gioca contro l'Inter al dente avvelenato, poi arriva Conte, mi ricordo il primo anno di Conte, un pareggio faticosissimo con rigore parato da Andanovic e poi vittoria all'ultima giornata che garantì il secondo posto, e poi l'anno successivo mi sembra 2 vittorie, e poi con Simone Inzaghi quasi sempre vittorie o giù di lì. Però è vero che comincia ad essere un po' di anni in effetti, ma non credo proprio che faccia apposta, non Gasperini perché ha il dente avvelenato per la sua esperienza ai tempi di Massimo Moratti, ma adesso intanto andiamo a parlarvi, vi ho detto una grande sorpresa. Prima però parleremo della giornata della felicità, che è fissata, la giornata mondiale della felicità, per dopodomani. Dopodomani, giovedì 20 di marzo, anno domini 2025. Ne parleremo con Marta Giuliani perché è un'indagine di Ashley Madison, 80 milioni di iscritti, piattaforma per incontri extraconiugali, abbina la felicità anche alla soddisfazione sentimentale e sessuale. Non è libertinaggio, è sentirsi liberi di poter scegliere, contribuisce a migliorare il nostro stato mentale, abbastanza verosimile direi. Probabilmente c'è la generazione Z che è sempre più indirizzata, quelli nati tra il 97 e il 2012, i giovani nati, perché sono ancora giovani, quelli nati nel 1997 hanno 28 anni, dai, sì. Comprendono sempre di più che i sensi di colpa sono un appesantimento, quindi non so, vivere una relazione non monogama con senso di colpa è meglio, cioè invece vivere senza sensi di colpa, nella trasparenza, nella consapevolezza, attribuisce a migliorare lo stato di soddisfazione, ripeto, mentale, sentimentale e sessuale. Questo è quello che ci dice Ashley Madison con questa survey, è un sondaggio presso i suoi iscritti. Il grande ritorno, torna Marco Pinti, peggio per voi, perché Marco Pinti insieme ad altri, il presidente Stefano Bruno Galli, di questa associazione che si chiama il Bobo. Potete andare il bobo.org online, ha come simbolo gli occhiali, il Bobo scritto a caratteri alternati rosso e neri, perché qui si gioca anche la passione milanista di Roberto Maroni, perché è lui che viene celebrato da questa associazione, poi anche ne parleremo con Marco Pinti. Roberto Maroni avrebbe compiuto 70 anni sabato, invece ci ha lasciato prematuramente nel 2022. La storia di Roberto Maroni è quasi un romanzo, meriterebbe, perché pensate, negli anni '80 parlare di federalismo, indipendentismo, la Lega Lombarda con Bossi, quindi siamo davvero, lui poi era un giovane avvocato
non mi ricordo se lavorava per una multinazionale, credo fosse la Avon. Quindi con una brillante carriera da avvocato davanti, si imbarca in un'avventura pazzesca, Lega Nord, poi a 39 anni ministro dell'interno, poi glielo ripeterò anche a Marco, nel dunque alla fine degli anni '90 una manifestazione l'ISIPO era allora, e c'era Ciriani, l'attuale ministro dei rapporti con il Parlamento, no, era già Alleanza Nazionale, e io ero andato a seguirlo per la Padania perché l'ISIPO era anche vicino alla Lega, e parlando con il segretario dell'ISIPO, che era un po' di destra, insomma, se vogliamo, non eravamo ben visti noi leghisti che eravamo ancora secessionisti, comunque lui aveva simpatia in ogni caso per la Lega, mi disse nel 98 che Maroni era stato il miglior ministro degli interni di cui lui avesse avuto notizia, quindi la qualità a 39 anni, poi ministro del welfare, e poi nel 2017 il referendum, la pazza idea del referendum per l'autonomia, e ne parliamo ancora adesso, speriamo di poterne parlare ancora. Poi il distretto 51, la sua 51, sì, mi ero confuso con 41, la sua band jazz, insomma, gli Occhiali Rossi, e poi la Lombardia in testa, poi Lozza, il paese della sua famiglia che è lì attaccato a Varese praticamente, e poi tanto altro ancora, e ne parleremo proprio con Marco Pinti, che è tra i soci fondatori di ilbobo.org. Allora, direi che possiamo andare. Ah no, ci sono ancora messaggi. Maurizio: onore a Maroni, mi ricordo che piccolo piccolo si fece cancello a chi voleva invadere la sede della Lega e le prese. Maurizio, sì, uno degli atti più fascisti e schifosi della storia della Repubblica Italiana del dopoguerra. Sono le forze dell'ordine, sono entrate in una sede di partito. Tutti hanno fatto bene la Lega, gli sta bene, hanno fatto bene i leghisti. Che vomito, sarebbe stato già da andare via allora. Che sì, mi ricordo Maroni, che giustamente in punta di diritto, non di violenza, in punta di diritto non puoi entrare in una sede di partito, stai scherzando. Vabbè, andiamo avanti. Ve la meritate proprio l'Italia. Littizzetto, Berlinguer e altri di sinistra lavorano a Mediaset. Sarà forse per evitare che parlino male di Forza Italia? Infatti i più criticati sono Salvini e la Meloni. Guarda un po'. Non lo so, non ti do una risposta con il grande Cioran, perché questo è il dubbio. Abbiamo allora, un uomo noioso, un uomo incapace di noia. E poi, ciao, sono Marco da Settimo Torinese, grazie per il va pensiero di ieri. Grazie Marco, non serve ringraziare, insomma, poi a parte, insomma, è stata per tanti anni un'immagine musicale della Lega, e poi chi, insomma, non ama Giuseppe Verdi. Allora, vediamo, diamo anche così Maurizio, aggiorniamo che Maurizio Draghi, la nostra sicurezza messa in dubbio con Trump, la difesa UE passaggio obbligato, necessaria una catena di comando continentale. Quindi ancora le repliche, se ho capito, devono ancora arrivare. Draghi, la nostra sicurezza messa in discussione, insomma, è anche l'apertura del Corriere. La lettera di Papa Francesco al Corriere: la fragilità rende più lucidi. Dobbiamo disarmare le parole per disarmare le menti. Il Cremlino, telefonata a Putin Trump tra le 14 e le 16. La grande paura ucraina, un'intesa in cui noi pagheremo il conto. 12,59, conto alla rovescia, meno 10, meno 9, 13. Pausa, intervallo, riprendiamo tra pochi minuti con i genetriaci veri e propri. Stai ascoltando
Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Dal produttore al consumatore, Sicurbet produce impianti d'allarme per case, negozi, uffici e capannoni e oggi ti presenta Dialogos, l'unico antifurto senza fili che ti permette di rimanere in casa d'allarme inserito e a finestre aperte. Sicurbet offre l'impianto d'allarme senza fili a partire da €950 con 2 anni di garanzia integrale. Telefonate subito al numero 348 71 59 492 per conoscere Dialogos e alle prime 5 telefonate il combinatore telefonico è in regalo. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Pensa a respirare. Ora abbandonati. Che cosa vedi? Luce, oscurità, l'equilibrio. È tanto più grande. È stato un risveglio. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16.
Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Di nuovo in simultanea, quando sono scoccate le 13.05 con Radio Libertà, con che giorno è, con Sveva che si è avvicendata, Francesco in tolda di comando, in regia tecnica, quindi sempre meglio, e andiamo con il 28° giorno di vento. Raddrizzati, perché fai così? Allora, adesso tu mi devi spiegare che non ho un microfono, perché vuoi andare per i fatti tuoi, collaboriamo. Vuoi affetto? Vuoi accarezza? Va bene, sì. Noi non ci pensiamo, ma per esempio chi parla dietro un microfono, se non ci fosse lui voi non ci sentireste, quindi è prezioso. Sarà un oggetto inanimato finché volete, ma è prezioso, quindi bisogna avere il giusto rispetto. E poi vennero a portarmi via. Maudì e fa mallarmé. Definire è uccidere, suggerire è creare, i poeti maledetti. E poi abbiamo invece tutt'altro che maledetto, è stato uno dei più grandi, anche se stiamo parlando di epoche veramente antidiluviane, Costante Girardengo di Novi Ligure, siamo nell'Alessandrino, forse anche lui un mandrogno. So che si parla di gare che partivano col buio e terminavano col buio, gare dove c'erano ciclisti che si perdevano perché le segnalazioni erano approssimative. Stiamo parlando di anni davvero ruggenti. Poi abbiamo un importante regista francese, René Colamont, 3 nomination e 2 Oscar. E poi ancora oggi naturalmente ci sarà durante i genetriaci, poi avremo i sondaggetti, i rilevamenti demoscopici, avremo anche musica per voi. E allora ve l'anticipo, perché avremo Wilson Pickett, poi avremo Bill Frisell, grande jazz, grandissimo jazz, grandissimo jazz. Poi un mattacchione, Ivan Cattaneo, da Bergamo, l'orobico Ivan Cattaneo, di cui io so un dettaglio privato che non posso raccontare. Non posso, perché niente di particolarmente, un po' scabroso, ma non diciamo, non è notizia criminis, però è scabroso e quindi sappiate che io so. Allora, e poi abbiamo, basta, direi che basta e avanza, siamo oggi una buona giornata per la musica, perché siamo già partiti con Roberto Satti, in arte Bobby Solo. Il papà era... Allora, io sapevo che era un ufficiale dell'aeronautica, poi in un'intervista di oggi, stamattina ho letto, il papà era un pezzo grosso dell'Alitalia. Ci sta comunque che gli ufficiali dell'aeronautica italiana poi andassero a lavorare in Alitalia, è una cosa che succedeva abbastanza, se non sbaglio, ed era però tristino, cioè le origini di Bobby Solo, il romanissimo Bobby Solo, Roberto Satti, erano isontino e tristine, e quindi niente. Questo no. Diciamo che fino a qualche anno fa non lo sapeva nessuno, poi con Wikipedia vai a vedere, eccetera. E l'origine di Bobby Solo l'ho sentita in un'intervista di anni fa, sempre da lui, da Bobby Solo. Riferiva che era al telefono con una impiegata della Ricordi, credo, e lui, proprio perché suo padre era un pezzo grosso, non se la sentiva di usare il suo cognome, e quindi disse di usare uno pseudonimo, e lui disse a questa impiegata Bobby, e lei gli disse Bobby come? E lui disse solo Bobby, e lei scrisse Bobby Solo, e così è nato
una canzone. Adesso ho scoperto che vive ad Aviano addirittura, perché ha la compagna che lavora alla base di Aviano, pensa un po', da Roma a Aviano. Bene, comunque non, peccato, cioè, no, mi viene da dire peccato per lui. Allora andiamo avanti, perché poi abbiamo invece il genetriaco di un giornalista che venne ucciso dalle Brigate Rosse. Fu uno Walter Tobagi, ve l'ho già detto, non sono il primo a notare che c'è qualcosa che non ehm, qualcosa che non torna quando vedi Benedetta Tobagi vessillifera di quella stessa cultura che negli anni 70 brindava quando Walter Tobagi veniva ucciso. Furono tra i firmatari sempre costoro praticamente della condanna a morte del commissario Calabresi, e poi il figlio di Calabresi è diventato anche lui uno, lo hanno assorbito, acquisito, come c'è qualcosa di diabolico, di perverso, di qualcosa che non che stona. Verrebbe quasi da pensare a qualche elaborazione di qualche romanzo particolarmente contorto. Almeno, forse sono io che sono troppo contorto. Allora andiamo avanti con restiamo in Friuli, saliamo sopra Aviano, in alto a destra, sopra Aviano c'è Spilimbergo, e da Spilimbergo proviene la splendida Gloria De Antoni, che era tra le conduttrici di una trasmissione. C'era anche Franca Valeri, se non ricordo male, che collaborava in questa trasmissione 30 e rotti anni fa, Magazine 3. Io so che non avevo la TV a casa, però magari capitava, magari da amici, ci sintonizzavamo su Magazine 3 perché c'era Oreste De Fornari, critico cinematografico, era davvero. E poi c'era Luttazzi, il comico, che era molto eh, eh, sbarbi e prepuzzi, mi ricordo. Barbie e non mi ricordo più come si chiama l'altro pupazzo. E quindi era piuttosto originale, devo dire. Poi abbiamo lei, Gloria De Antoni, bella, compassata, molto algida, direi. Come è più facile capiti alle donne di Spilimbergo che altrove. E poi ancora Luc Besson, abbiamo un altro grande regista, un film che vale per tutti, è Leon, ma poi credo sia suo anche Il Quinto Elemento, eccetera. Non gli hanno mai perdonato il successo, perché lui è un giovane qua, non della Nouvelle Vague, la Nouvelle Vague è di 20 anni prima, ma è un giovane che sembra portare avanti un certo sperimentalismo del cinema francese. Credo il suo primo film sia Subway, forse 81-82, quindi viene giudicato come un nuovo maestro del cinema. Poi invece cosa commette? Commette l'errore clamoroso, comincia ad avere un grande successo e non gli hanno più perdonato, comincia a fare film che hanno cassetta, che hanno pubblico. Poi c'è un film che è diventato con Jean Reno, Léon, un film di grandissimo successo, intensità e altro ancora. Ha detto: i film funzionano come il corpo umano, ci sono le ossa, ci sono i muscoli, c'è l'epidermide, si lavora per strati. E poi abbiamo il calcio, nato a Cernusco sul Naviglio, come il grandissimo Gaetano Scirea, ha militato anche lui nella Juve, prima però ha militato nell'Inter, ma soprattutto ha vinto uno scudetto 40 anni fa con l'Hellas Verona, e poi è approdato anche alla nazionale. Sto parlando di Roberto Tricella, un buon difensore, direi, un buon difensore. Poi abbiamo
E quando la Digos entrò nella sede della Lega, il ministro degli interni era Napolitano. Giustissimo, brava, brava, questa è Carlina. Eh, abbiamo già capito tutto. Gli occhiali di Maroni erano rossoneri, è sempre Carlina che specifica e puntualizza. Forza Milan. Allora, una lacrima sul viso, Carlina l'abbiamo già mandata, credo poi in scaletta vediamo. Lascio le scelte a Sveva, io ho stilato un elenco, c'è anche, ho messo sono sicuro di aver messo non c'è più niente da fare. Non c'è più niente? No, Pellegrini, non lascia perdere che lo ero per te quella lì. Non rovinare, non profanare. Allora, ancora Stefano Del Brembo, bentornato Marco Pinti, il gioioso. Bobby Solo è la più bella, sarà sempre al mio paese quando il sole batte sulle case io vado a passeggiare con mio amore. Eh, 5 anni sono 5 anni sono lunghi da passare. Questo non me la ricordo, Stefano. Comunque, dopo sentiremo. Non c'è più niente da fare. Vediamo se ci sono adesso degli aggiornamenti dalle agenzie. Stava parlando Mario Draghi in audizione a Palazzo Madama, stava sostenendo la necessità della difesa comune europea. L'apertura dell'ANSA però su una triste notizia, malore sul traghetto, muore una studentessa. Draghi, la nostra sicurezza messa in dubbio con Trump, la difesa UE, passaggio obbligato. Necessaria una catena di comando continentale, ma qui siamo rimasti un po' a quello che era già stato detto prima. Eh, Ancora anche sull'ANSA, diciamo, anche questo è abbastanza, l'avevamo già abbastanza scritto e letto. Per cui direi che possiamo andare con la prossima musica per voi, la prossima canzone, e poi riprenderemo con i rilevamenti demoscopici, i sondaggetti.
Ri- Fiume. Allora, rientriamo, produzione industriale, gennaio 2025. Questi sono appunto rilevamenti demoscopici, statistici, sondaggetti. A gennaio 2025 si stima che l'indice destagionalizzato della produzione industriale aumenti del 3,2 rispetto a dicembre. Nella media del trimestre novembre-gennaio il livello della produzione rimane invariato rispetto ai 3 mesi precedenti. L'indice destagionalizzato cala su base mensile solo per l'energia, meno 3,4, mentre si osservano aumenti per i beni strumentali, più 4,1, i beni intermedi, più 4, e i beni di consumo, meno 2,6. Al netto degli effetti di calendario, gennaio 2025 l'indice generale diminuisce in termini tendenziali dello 0,6. I giorni lavorativi di calendario sono stati 21 contro i 22 di gennaio 2024. Si registra una crescita esclusivamente per i beni di consumo, più 0,4. Al contrario, diminuzioni contraddistinguono i beni strumentali a energia, meno 0,8, e intermedi, 0,6. Poi vediamo, c'è la produzione, vedo un incremento veramente più 21,7% per prodotti farmaceutici e preparati farmaceutici, più 6,2 per l'industria del legno, della carta e della stampa, più 4,3 per i prodotti chimici, meno 13,1 per il tessile, abbigliamento, per gli accessori, e poi meno 6,2 per il coche e prodotti petroliferi raffinati. Allora, nel caso ci fosse, togliamo la condivisione, passiamo all'altro dato. Questi sono dati che magari leggeremo più avanti con degli addetti ai lavori, perché sembrava, se vi ricordate, a un certo punto, tra gennaio e febbraio, sembrava che le cose stessero peggiorando nettamente. Questi dati sembra, come dire, un colpo di sterzo, non lo so. Diciamo che non c'è stato un peggioramento, anzi c'è stata una piccola ripresa. Nota sull'andamento dell'economia italiana a gennaio-febbraio 2025. A fine 2024 gli scambi internazionali di merci sono risaliti, ma le attese per il commercio globale restano negative e ulteriormente aggravate dalla possibile escalation delle tensioni commerciali e geopolitiche. Allora, abbiamo il PIL dell'Italia nel 2024 è cresciuto dello 0,7, mostrando una progressiva decelerazione nel corso dell'anno. L'indice della produzione industriale con un aumento congiunturale del 3,2%, che ha più che compensato il marcato calo di dicembre, meno 2,7%. A novembre aveva ripreso dopo 21 mesi consecutivi di discesa, aveva avuto un colpo in avanti, poi a dicembre di nuovo era sceso. Questo me lo ricordo. La fiducia delle imprese è peggiorata in tutti i comparti, a eccezione della manifattura. Quella dei consumatori invece ha mostrato un miglioramento, trainato soprattutto dalle valutazioni sulla situazione economica personale. A gennaio si è registrata una crescita dell'occupazione che ha coinvolto gli uomini, le donne, gli individui di tutte le età, ad eccezione dei 35-49 anni. Per posizione professionale l'occupazione è salita sia tra i dipendenti sia tra gli autonomi. A gennaio si è registrata una crescita dell'occupazione, scusate, stavo leggendo di nuovo. Per l'intero 2024, a fronte di un incremento più contenuto dei prezzi, si è rilevato un forte aumento delle retribuzioni contrattuali in termini nominali, più 3,1%. La crescita è stata più ampia nel settore privato, più 4%. A inizio anno l'inflazione in Italia, seppur nel leggero rialzo, è rimasta inferiore a quella media dell'area euro. L'indice armonizzato dei prezzi al consumo ha segnato sia a gennaio sia a febbraio un incremento tendenziale dell'1,7%. Allora, togliamo condivisione, diciamo che, come si dice in gergo, la signora Maria invece mi dice che, anche la signora Rosaglia, mi dicono che invece i prezzi sono
almeno qui Milano e dintorni, insomma zona Milano, i prezzi proprio della spesa, della spesa quotidiana, sono molto incandescenti, sono non dico il limite della sostenibilità, ma davvero eh, non è un momento molto propizio da quel punto di vista. Andiamo finalmente al sondaggetto. La mappa delle alleanze di centrosinistra realizzato da Demos NP e Demetra, committente La Repubblica, acquirente anche, inteso come quotidiano. E poi abbiamo: quale giudizio esprime su una scala da 1 a 10 su ciascuna delle seguenti alleanze? Allora, tra il PD, il Movimento 5 Stelle e i partiti di centro come Azione, Italia Viva e Più Europa. Gli elettori del PD esprimono il 59% di soddisfazione, 45% quelli dei 5 Stelle, 42% Azione, Italia Viva Più Europa. Quindi questa è un'alleanza che soddisfa gli elettori del PD ma non gli altri, a quanto pare, anche se non c'è una grandissima differenza. Tra il PD e i partiti di centro come Azione, Italia Viva ed Europa, qui scende la percentuale, è sotto la soglia della sufficienza, il 48% nel PD, ancora di più nel 5 Stelle, 22%, molto di più invece tra gli elettori di Azione, Italia Viva e Più Europa, 70%, ovviamente, insomma, questo mancherebbe altro. E infine l'alleanza tra PD e Movimento 5 Stelle, ben vista dalle entrambi gli elettorati. Qui diciamo che il quadro preferito dagli elettori di centrosinistra, compreso 5 Stelle, direi che è questo, secondo questo sondaggio ovviamente. 58% di gradimento per gli elettori 5 Stelle, gli elettori PD, chiedo scusa, 55%, quindi molto vicino anche il gradimento dei 5 Stelle, degli elettori 5 Stelle. Quindi diciamo che è un matrimonio che vede al momento una certa predisposizione da parte dei contraenti. Vediamo come va a finire, anche se poi c'è il voto in Europa sul rearm e lì le cose non funzionano, non sono poi più così lisce, no? Strategie di alleanza, secondo lei PD è? Allora, Movimento 5 Stelle dovrebbero cercare di formare da subito un'alleanza stabile con un programma unitario. Lo chiede il 63% degli elettori del PD e il 49% degli elettori del 5 Stelle. 5 Stelle dovrebbero procedere divisi e coalizzarsi strategicamente prima delle elezioni per provare a vincere. Questa è una strategia, se non sbaglio, era quella di l'ex ministro Ferrarese, che ha scritto anche libri hard molto pornografici. Adesso mi sfugge il cognome. Era questa la sua strategia, no? Procedere divisi per colpire uniti. Non piace né piace pochissimo, piace solo al 24% degli elettori del PD, 1 su 5 praticamente, 1 su 5 identica cifra agli elettori dei 5 Stelle. E poi restare divisi alternativi, solo il 12% del PD degli elettori PD sarebbero contenti, ma non sono neanche tanti quelli dei 5 Stelle, 24. Poi l'1% non sa del PD, 3% non sa dei 5 Stelle. Allora togliamo no, Foschini, come si chiamava? Ai, lapsus. Era un ex democristiano. Ci sono anche le foto, lui, Casini, foto degli anni ruggenti della DC. Allora andiamo 13 e 20, direi che possiamo vedere le ultime. No, non ci sono aggiornamenti, si parla sempre di Draghi, poi di questa disgrazia avvenuta, questa ragazza di 19 anni, Aurora Bellini, che è caduta sul traghetto, ma no, che ha avuto un malore, traghetto per la Sicilia.
questa notizia orribile. Adesso chiudiamo, poi proseguiremo parleremo di altro. Avete ascoltato Che giorno è? Scegliete la vita. Scegliete un lavoro. Scegliete una carriera. Scegliete la famiglia. Scegliete un maxi televisore del cazzo. Scegliete lavatrici, macchine, lettori CD e apriscatole elettrici. Va ora in onda Oltre la pagina. Allora, il 20 di marzo, dopodomani, la giornata mondiale della felicità. Già definirla la felicità non è semplice, per qualcuno la confonde con la serenità, qualcuno non sa che cos'è ma non sa descriverla. Ci sono aforismi, io li ho messi anche adesso, li facciamo girare nelle foto. Ce n'è uno geniale di Oscar Wilde. Ci sono persone che portano la felicità con sé dove si recano e ci sono altre che la causano quando se ne vanno. Insomma, come avete sentito, penso immaginerete anche voi, non è semplicissimo definire la felicità. Qualcuno pensa che la felicità sia uno stadio di beatitudine. Riso abundat
in ora stultorum. E invece, con molto pragmatismo, Ashley Madison, la piattaforma per incontri extraconiugali con 80 milioni di iscritti, ha svolto questa indagine, questo sondaggio, e lì possiamo capire che da questo sondaggio si capisce, si evince come tendenzialmente uno stato di maggiore libertà, non libertinaggio, libertà di scelta, di consapevolezza, di trasparenza, eh, diciamo riesca a indurci in quello stadio di benessere sentimentale e anche sessuale, perché anche quello è molto importante, che diciamo sicuramente danno una spinta alla felicità, nel senso che la portano più in alto. Allora ne parliamo. Io chiedo scusa per questa approssimativa introduzione. Per fortuna abbiamo la dottoressa Marta Giuliani, psicoterapeuta, socia fondatrice del SISP, Società Italiana di Sessologia e Psicologia, che ci parla appunto di questa correlazione, parlerà di questa correlazione tra felicità e la non monogamia. E anche, allora, intanto bentornata dottoressa, grazie per essere qui con noi. Ben trovato e ben trovati a tutti, grazie. E un altro spunto molto importante, ma lo abbiamo, è un dato questo, dottoressa, che conferma qualcosa di cui avevamo già parlato, che avevamo già visto. La generazione Z, nati tra il 1997 sono sempre più emancipati, più liberi, più consapevoli. Quindi possiamo pensare che in qualche modo avranno delle opzioni, delle chance buone. Allora, da dove possiamo partire? La felicità, dove la troviamo? Allora, dipende dove la cerchiamo, scherzi a parte. Giustamente, come diceva lei, la felicità è un costrutto complesso, perché poi viene definita in vari modi. Tendenzialmente, almeno nell'ambito della psicologia, è considerato come quello stato di benessere e soddisfazione dei propri bisogni in modo costante. Questo è un elemento importante, no? Che ci sia un periodo di costanza. È vero che non va come si dice, confusa con la serenità, perché la felicità è quel tocco in più, è quello stato di eccitazione positivo, di uno stato emotivo positivo, che è un gradino superiore alla serenità, che invece è quella possibilità di avere uno status quo stabile e tranquillo nella propria vita. Quando siamo felici, ce ne accorgiamo anche dal punto di vista fisiologico, perché ci sono tutta una serie di neurotrasmettitori responsabili, cosiddetti, della felicità, e che si attivano in questi stati di benessere. Come si cerca la felicità? Tendenzialmente, al di là delle ricette semplici, quello che si vede è che uno stato di felicità viene definito dalle persone quando hanno un livello soddisfacente dei propri bisogni primari. In quella che è l'indagine di Ashley Madison viene sottolineato uno dei bisogni umani fondamentali, che è quello della relazione e delle relazioni. Quindi sicuramente la ricerca e la soddisfazione di relazioni sentimentali, affettive, sessuali, soddisfacenti e che possano dare delle emozioni positive alle persone aiuta certamente il raggiungimento di questo costrutto tanto agognato e tanto ricercato da ognuno di noi poi nella nostra vita. C'è il rischio anche, dottoressa, per quel poco che ne so, di confondere la felicità con l'euforia, che invece potrebbe derivare da uno stato di nostro di discontinuità emotiva, di sali e scendi emotivi continui. Come facciamo a capire, a distinguere situazioni di questo tipo? Allora, l'euforia è più uno stato momentaneo, ovvero da un momento più stabile c'è una sorta di picco emotivo positivo. La felicità invece è un sentimento che la persona prova più a lungo termine, quindi è difficile che, al di là poi del dire comune, no? Che una persona dice in questo momento sono felice, sta rappresentando non uno stato euforico, quindi non un picco di questo benessere, ma una condizione più generalizzata.
Ecco, se l'euforia la possiamo associare a un momento, a uno stato momentaneo e a volte legato anche semplicemente a un unicum della nostra vita, quindi una promozione al lavoro, faccio l'esempio, la felicità invece viene più identificata come un costrutto più stabile e che abbraccia più a 360 gradi la nostra vita. È difficile che, faccio l'esempio, una persona sta avendo dei gravissimi problemi al lavoro, è in uno stato positivo nella relazione e se gli viene chiesto sei felice o non sei felice, risponda sì, sono felice, perché logicamente guarda la propria vita nell'insieme, mentre uno stato di soddisfacimento dei bisogni in più aree della propria vita può dare la percezione di uno stato di felicità. Non so se sono riuscita un po' a spiegarmi rispetto all'euforia. Sì, credo che appunto il rischio sia quello di confondere. Magari quando si è più giovani, con meno esperienza, c'è il rischio di non capire che quello che tu pensi essere uno stato abbastanza perdurante, insomma, in realtà è dovuto anche, credo che l'euforia possa dipendere di più anche da fattori esterni rispetto alla felicità, forse. Beh, sicuramente è più dovuta a un cambiamento repentino di uno status, ma può essere tanto esterno quanto interno. La felicità è sicuramente più un costrutto interno perché rappresenta una visione positiva interna che la persona ha della propria vita in quel determinato momento. E vi faccio una domanda, questa è una domanda poco tecnica, personale in un certo senso, è una mia personale visione. La felicità non ha sempre un contenuto di malinconia perché tu ti rendi conto di provare la felicità quando realizzi che non la proverai mai più, che quello stato d'animo non lo proverai mai più. Perché? Nel senso che in realtà è vero che la felicità può portare in sé uno stato di malinconia, però più legato al rischio della perdita di quello stato di benessere. No, sa perché lei mi ha chiesto perché, la risposta che provo a dare io è perché ti rendi conto che è un momento irripetibile, altrimenti non sarebbe così prezioso. Beh, fortunatamente l'essere umano immagina che non sia irripetibile, perché altrimenti non sarebbe neanche devoluto a creare degli stati di benessere conseguenziali nella propria vita. Se immaginiamo che la felicità sia un unicum, che la proviamo solo una volta e poi non si potrà più ripetere, è logico che questo porterebbe a uno stato depressivo fortissimo. In realtà la felicità assume delle caratteristiche diverse e diventa, quando si prova, anche un obiettivo da raggiungere in modo attivo e proattivo dalla persona. Se noi pensiamo che ci tariamo, no, sugli elementi di relazione, noi spesso abbiamo visto insieme nei comunicati di Ashley Madison quanto la ricerca di relazioni soddisfacenti, libere, in cui poter essere se stessi, generi felicità nelle persone. Il concetto di felicità non è legato magari alla relazione nel qui e ora che quella persona ha, ma a come si sente in quel determinato momento con quella persona in quella relazione. Quindi se poi quella relazione dovesse finire, facciamo questo brutto esempio, la persona sa che può raggiungere quello stato di benessere e quindi valuterà tutte quelle cose che l'hanno fatta stare bene per ricercare nuovamente quello status. La felicità è una ricerca continua nell'essere umano, poi ognuno la raggiunge sulla base di percezioni e obiettivi e bisogni personali, ma per fortuna è un costrutto proattivo, cioè mette le persone nella condizione di ricercarla attivamente, quindi anche di proseguirsi per migliorare la propria condizione. Quindi sicuramente è una condizione che non si può ottenere da soli, che si ottiene in due, però anche, e qui andiamo nella salve di Ashley Madison, andiamo più nello specifico nel merito degli argomenti che trattiamo con lei, e qui c'entra molto anche il fatto che la generazione Z veda ancora di più di quelli di più anziani la possibilità, il fatto che per esempio nel rapporto non monogamico, inteso, ho detto, io specifico sempre perché non voglio essere frainteso, non sto parlando di libertinaggio, sto parlando di consapevolezza e di libertà, sono due cose
un po' diverse, Esatto. trasparenza anche, no? E consapevolezza e condivisione porta ad avere una vita sessuale, sentimentale più felice, e quindi una vita più felice in genere. Mi sembra che i giovani questi numeri dicano che i giovani sempre di più vanno incontro a questa ricerca, a questo tipo di atteggiamento. Assolutamente sì, e questo è anche frutto dell'evoluzione sociale, dell'importanza data alla felicità all'interno delle relazioni. Nel nostro contesto culturale, noi spesso, questa è una riflessione che abbiamo fatto insieme, sappiamo come fino a pochi decenni fa, quindi socialmente è un'evoluzione che abbiamo raggiunto da poco, il concetto di legame era un concetto che molto spesso portava in sé anche degli aspetti di non felicità, ma che culturalmente doveva essere portato avanti per forza, perché c'erano una serie di pregiudizi culturali, di pressioni culturali che facevano sì che le persone non potessero esprimersi liberamente all'interno del proprio contesto culturale. Tanti anni fa perché non ci si poteva separare, poi perché non si poteva comunicare, immaginiamo il femminile, dei propri bisogni e delle proprie esigenze e così via. Per fortuna questo dal punto di vista sociale sta profondamente cambiando e le nuove generazioni ne sono un'espressione fortissima. Quindi oggi si ricerca la felicità all'interno della relazione, cioè non ci si accontenta, passatemi il termine tra virgolette, di una relazione in cui si sta scomodi, ma si cercano tutti quegli elementi che, pur restando nell'equilibrio della coppia, possano portare al soddisfacimento dei propri bisogni. Quindi i giovani, più delle generazioni passate, sicuramente oggi portano una ricerca attiva, un bisogno attivo che diventa anche fondante delle loro relazioni. Quindi per coloro che nella monogamia culturalmente riconosciuta non si trovano a loro agio, non si trovano comodi, oggi ricercano delle forme di relazione invece che li soddisfino maggiormente, e questo ovviamente incide sulla loro percezione di benessere e quindi di felicità. Restando sul solco delle precedenti trasmissioni, possiamo quindi dire che uscire dai vecchi schemi, appena ricordato, da certe forme di tradizione deleteria, muove di più verso il riconoscimento dell'altro, e nella reciprocità io trovo nel riconoscimento degli altri anche una mia maggiore libertà e viceversa. Non so se mi sono espresso bene, ma mi sembra che l'attenzione quando è reciproca porta intanto sicuramente a due persone che stanno più vicine, che vivono di più insieme, che fanno più attenzione, che cercano anche appunto, l'ha appena detto lei, e quindi anche poi di conseguenza anche una maggior libertà propria, forse. Assolutamente, ha usato secondo me i due termini chiave che possono un po' racchiudere e definire il concetto di felicità nella relazione, che sono libertà, quindi il sentirsi liberi pur nel rispetto dell'altro, di potersi esprimere, di poter dar voce, no, ai propri bisogni e alle proprie aspettative, e l'elemento della reciprocità, cioè quello della condivisione sana dei propri bisogni. E noi abbiamo già visto da una precedente indagine molto approfondita di Ashley Madison sulla non monogamia che uno degli elementi, delle colonne portanti di questo costrutto di relazione è la reciprocità, ovvero entrambi i partner devono essere non solo consapevoli e consenzienti, ma stare comodi in questa scelta di relazione. Se uno dei due acconsente ad aprire la coppia solo per paura di perdere il partner, o perché si sente costretto, perché sente che non c'è scelta ma non lo sente come proprio, logicamente lì l'elemento di reciprocità viene meno, e men che meno non si troverà l'elemento della felicità, perché uno dei due partner non sarà felice, anzi, no, vivrà una frustrazione molto forte. Quindi questi due aspetti, questi due costrutti che le hanno nominato, quindi la libertà individuale e la reciprocità nella relazione, secondo me descrivono perfettamente cosa si intende per felicità all'interno di una relazione di coppia.
E un altro dato, un segno, io lo ritengo un segno evolutivo, di evoluzione, di maggior libertà, è che vedo tra generazione Z il 35% ritiene che soddisfare i propri bisogni porta a relazioni più felici, poi vedo anche che il 24% delle donne ritiene che la non monogamia aumenti la felicità e l'appagamento dei propri bisogni, e il 21%, una su 5, crede che non si possa essere contemporaneamente monogami e felici. Anche quindi addirittura una visione molto, molto nuova, mi sembra. Una visione nuova e che quando in altri contesti eravamo andati, se ricorda, sempre con Ashley Madison, a esplorare un po' le definizioni, no? Cosa c'era dentro questa percentuale, cioè cosa dichiaravano le donne. Spesso le donne, quello che dichiarano, le donne aperte ovviamente alla non monogamia, è che nella relazione monogama sentono maggiormente il peso di tutta la relazione, sia nella gestione della vita quotidiana che nella gestione di coppia, molto spesso a svantaggio di quella che è una propria libertà, di una propria espressione. Mentre le donne che scelgono e che sono comode nella forma relazionale della non monogamia, quello che percepivano era intanto di non sacrificare delle parti di sé, quindi dare spazio all'essere donne tanto quanto all'essere compagne, all'essere madri, all'essere lavoratrici e quant'altro, ma soprattutto che sentivano una maggior soddisfazione su più aree della propria vita, sentendosi appagate individualmente come persone. Quindi diciamo la percentuale che ritroviamo oggi ben si spiega con altri dati che avevamo visto, e quello che sicuramente rimane è che nel corso degli anni, perché noi ormai saranno 2 o 3 anni che insieme raccontiamo l'evoluzione sociale di questo fenomeno, non solo questi dati rimangono stabili, quindi non si parla e non si trattava semplicemente di un'ondata sociale dovuta alla sperimentazione, c'è una stabilità negli anni di questa forma relazionale, ma soprattutto aumenta il livello di soddisfazione percepita in chi decide di aprire la propria coppia. Come possiamo gestire, valutare, considerare il fattore privato e il fattore pubblico? Lei parlava prima, se hai problemi nel lavoro fai fatica a sentirti felice, però penso, terra a terra, dottoressa mi perdoni, penso che però se tu hai una vita privata che soddisfacente, questo per esempio sia un aiuto fondamentale. Non volevo capire, cioè, quanto può reciprocamente influire il privato sul pubblico e viceversa. Cioè, se io sono infelice nel pubblico, questo può rovinarmi il privato, la felicità privata, o viceversa, la felicità privata può aiutarmi nell'infelicità pubblica. Volevo Allora, capire come interagiscono. influiscono. Prego, prego. Allora, influiscono nel momento in cui sono due aree che raccolgono praticamente quasi il 100% della vita di ognuno di noi. Cioè, noi sappiamo ad esempio che la nostra parte lavorativa è quella in cui spendiamo più ore possibili della nostra giornata, purtroppo. E è logico che se la persona magari sta vivendo una fase lavorativa particolarmente difficile, poi siamo esseri umani, non siamo fatti a compartimenti stagni, quindi logicamente quel vissuto emotivo fa parte di noi, così come magari siamo in una fase positivissima sul lavoro, ma delle conflittualità di coppia o delle problematiche di coppia possono arrivare anche a influire la nostra qualità professionale, perché ci distraggono, tra virgolette. Quindi essendo, come dire, un unicum, è difficile immaginare che qualunque persona riesca a creare dei muri dentro di sé rispetto a ciò che trova in un'area piuttosto che un'altra. È vero però che quando una delle due aree funziona meglio, questo può dare una forza maggiore di affrontare problematiche da un'altra parte. Questo è vero soprattutto nella forza della relazione. Cioè, quello che si vede è che ad esempio quando ci sono problemi in ambito lavorativo, una coppia particolarmente legata, particolarmente supportiva, particolarmente coesa
in questa gestione può aiutare la persona a vivere meglio anche la fase difficile che sta vivendo sul piano dell'identità professionale e viceversa, ovviamente. Però, come dire, immaginando sempre che ci sia una contaminazione che non deve per forza essere negativa. Attenzione, ora abbiamo fatto un esempio anche di una contaminazione positiva, ma appunto, cioè, l'elemento principale è proprio quello di trovare un equilibrio in cui prendiamo delle risorse dall'area in cui ci sentiamo più sicuri e più coccolati, per trovare la forza poi di affrontare altri momenti di vita in altre aree. E un'ultima domanda, non è che comunque però, come dire, cioè, io le espongo le mie perplessità, non è che sia comunque più importante la felicità privata. Mi spiego, lei ha detto benissimo, purtroppo dedichiamo tante più ore al lavoro, no? Però io dal lavoro in qualche modo poi posso scappare, posso rivoltarmi, certo se uno perde il lavoro è nei grossi guai, ma se ho una relazione di coppia, usiamo questa parola impegnativa, di felicità, eccetera, quella forza diventa insostituibile. Mentre se io non l'avessi, se fossi infelice nella relazione di coppia, diventa un problema che va all'interno, che si rivolge all'interno. Mentre problematiche nella vita, chiamiamola pubblica, le posso affrontare magari anche sbagliando, con aggressività, con fuga, inventando. Se ho dei problemi al lavoro posso inventarmi qualcosa, se ho problemi a casa diventa più complicato inventarsi qualcosa. Questo è così, l'ho messo un po' insieme, abborracciato poi sta domanda, ma spero di essere stato comprensibile. No, credo e spero di aver capito, eventualmente me lo dirà lei. Allora, è logico che dobbiamo fare delle distinzioni, perché un conto è parlare di una litigata con il capo piuttosto che una frustrazione per un aumento mancato, ok? Un conto è che se i problemi lavorativi rappresentano delle messe in discussione dell'identità stessa della persona, perché in tal caso noi sappiamo che la nostra identità è formata tanto da elementi di relazione, elementi di produttività sociale, quindi autonomia lavorativa e quant'altro. Quindi logicamente dovremmo fare delle distinzioni a seconda dei contesti, così come gli elementi della relazione. Un conto è una discussione, un conto ad esempio è una coppia in crisi che si sta separando, cioè ci sono vari livelli che possiamo immaginare lungo un continuum. È vero che la forza di una relazione soddisfacente, di una relazione sana e coesa, dà una forza all'essere umano sempre e comunque di risorse, di attivare delle risorse che valgono per due, perché una coppia che funziona è una coppia che come dire, genera forza dall'unione di due persone, non di una sola. Quindi la non solitudine, il sentirsi appoggiati, il sentirsi sostenuti diventa un elemento imprescindibile e di maggiore soddisfazione per l'individuo anche per affrontare altri problemi. Questo sicuramente è vero. Non so se le ho risposto. No, proprio sì, ha risposto in un certo senso, confermando anche nella sua parte finale quello che penso, insomma. Se ti manca la felicità privata rischi di sentirti in trappola, mentre il lavoro ti senti in trappola, ma è una trappola che puoi forzare. Insomma, la faccio breve, visto che poi dopodomani è il giorno della felicità. Tra i due, ammesso e non concesso che il mio sia un approccio giusto, perché magari bisognerebbe cercare la felicità a tutti a più livelli. Ammesso e non concesso quindi che il mio approccio sia corretto, non avrei dubbi su quale tipo di felicità scegliere. Insomma, tutta la vita preferisco la felicità nel privato, poi quella nel pubblico, conquistarla un po' alla volta se è possibile. Spero di essere stato saggio, dottoressa. Sì, diciamo, dal mio punto di vista è sempre No. la felicità è un costrutto a 360 gradi, quindi Giusto. se ci mettiamo un po' al centro della nostra vita va ricercata in tutte le nostre aree. È logico che poterlo fare con una coppia solida che ci dà forza
ci aiuta anche a, come dire, raggiungere obiettivi più grandi, ecco, mettiamola così. Benissimo, allora io ringrazio ancora la dottoressa Marta Giuliani, grazie davvero, ringrazio come sempre l'ufficio stampa di Alcini Madison, molto puntuale e completo nel farci pervenire le informazioni necessarie. Allora, grazie, risentirci a presto e dottoressa, come si può festeggiare dopodomani la giornata della felicità? Facendo qualcosa che ci rende felici, qualunque Perfetto. cosa sia, anche nella sua banalità, ma prendendoci uno spazio durante la giornata in cui dire questo è proprio quello che mi fa stare bene e poterglielo dedicare del tempo. Benissimo, benissimo. Grazie ancora, risentirci presto. A presto, arrivederci, salve. Eccoci di nuovo in diretta, linee aperte a vostra disposizione, servizio WhatsApp sempre. Allora abbiamo Maurizio ci dice, dopo gliela giriamo, Pinti ci deve spiegare cosa fa la Roma in Lega. Cosa fa a Roma in Lega? Ah, e come impazza a Roma? Grazie Maurizio. Ma quelli potrebbero essere fatti suoi, no? Io ho capito cosa fa la Lega a Roma, potrebbe essere una domanda politica. Canzoni che rimangono dopo 50 anni e nessuno ricorda quelle di 3 anni fa a Sanremo. Perché? Scrive Maurizio. Sicuramente c'era una cura. Sì, insomma, io non sono solo un appassionato, ma capisci quando magari dietro determinate canzoni c'è una ricerca, c'è anche una cultura anche nelle canzoni magari più quelle più pop, però riflettono una base culturale diversa da quelle che si sentono in questi anni. Poi ti dico Maurizio, io sto sempre attento, io la penso come te, c'era una maggiore attenzione, una maggiore qualità, mentre adesso sta piovendo di tutto con i social eccetera, e quindi si inserisce anche le peggio dopo il junk food, la junk music. Però attenzione Maurizio, 30, 40, anche 50 anni fa magari
non avevamo, io non so tu, ma io non avevo la panza, proprio non l'avevo, e adesso ne ho 2. Avevo, i capelli ce li ho ancora adesso, ma li avevo, castani, adesso ce li ho bianchi e non mi piace neanche un po' averli bianchi. Facevo molte cose 30, 40, 20, 30, 40 anni fa che adesso faccio molto meno, in misura minore, o ho smesso di fare. E quindi fare il salto, la capriola per esempio, a 90, quella del salto mortale. E quindi magari certe volte, come dire, colleghiamo, associamo quella determinata canzone a uno periodo della nostra vita in cui, diciamo, funzionava tutto molto meglio, e mi fermo tutto molto meglio di adesso, e mi, e mi fermo perché si rischia di entrare in percorsi scivolosi e scabrosi. Allora, anzi, e poi dopo questa notizia non viene da ridere, francamente. Questa ragazza che ha avuto il malore, 19 anni, quando diventi vecchio poi pensi alla famiglia, ai familiari, ai suoi amici. Bisogna andare avanti. 5 anni fa i camion con le bare, la Lombardia non dimentica, campane a lutto, tutte le celebrazioni, la giornata in memoria delle vittime del Covid. Bobby Solo, l'Elvis italiano, compie 80 anni. E poi questo sono le aperture dell'ANS. Poi abbiamo anche il Corriere, la lettera di Papa Francesco al Corriere: la fragilità rende più lucidi, dobbiamo disarmare le parole per disarmare le menti. Poi dalle 14 alle 16 ci sarà la telefonata a perché Putin, Trump, la grande paura ucraina, come questo ve lo leggevo già prima. Treni, il 30% delle frecce di Trenitalia è in ritardo, 95% si Frecciargento Bari-Roma. Gaza, tregua finita, Israele attacca, almeno 404 morti e 562 feriti. Netanyahu, raid sempre più forti, perché si è rotta la tregua. Vittorio Feltri: mangio poco, niente animali, solo 2 uova al giorno, al ristorante Porto Alberto Stasi, è innocente. E questo, diciamo, anche ritroviamo queste notizie anche sul sito di Repubblica. Vediamo cosa ci racconta Dago Spia. Abbiamo Arceccato, aveva occhio per l'arte, ancora un processo per Massimo Carminati per un difetto di notifiche, saltata la prima udienza. Alex Nar, accusato di ricettazione di reperti archeologici. Nella sua villa di Sacrofano, vicino Roma, erano state sequestrate opere assiro-babilonesi e della pop art, frammenti etruschi e manufatti di bronzo. Chissà se li ha procurati. Al Louvre, mi ricordo, c'era questo demone assiro, una statuetta piccola, faceva paura. Un'altra giornata infernale per i pendolari italiani. Visate Salvini, un guasto sul nodo ferroviario di Milano ha causato ritardi di oltre un'ora e cancellazioni. Il problema si è verificato alle 8:30. E poi Barroso e Barriti: le decisioni dell'Europa sono tutte frenate dall'obbligo dell'unanimità. Palle sulla difesa comune. Se almeno 9 stati vogliono andare avanti, lo fanno con la cooperazione rafforzata prevista dal Trattato di Lisbona. A dirlo è l'ex presidente della Commissione José Barroso, intervistato da Maurizio Caprara sul Corriere. Poi spiega che la minaccia della Russia va presa sul serio, i motivi per cui non si deve cedere a Putin, che ha incontrato 25 volte, ci rispetterà solo se avremo una posizione di forza. E poi andiamo. C'è Claudio Cerasa, lancia il foglio AI. Sì, oggi ho visto la versione intelligenza artificiale del foglio. E poi, così a prima vista non mi è piaciuto molto. Preferisco quella umana. Addio Italia, in Argentina sono più aperti e accoglienti. Camila Giorgi, facce ride, l'ex tenista dopo il ritiro a maggio 2024 ha deciso di lasciare il bel paese in seguito
inseguite dai guai per il fisco e dalle indagini per le false vaccinazioni anti-Covid per ottenere il Green Pass. Buttate la chiave, in Bulgaria la polizia ha arrestato un uomo e una donna che da oltre 2 anni giravano e pubblicavano online video di tortura e uccisione di animali. Lasciamo perdere. Non voglio neanche. Andiamo oltre. Ecco qua. Schlein. Il PD teme un altro Vietnam sul piano riarmo UE. Sulla risoluzione da depositare oggi in Parlamento, Schlein prova a mediare con l'ala riformista per evitare il remake della spaccatura a Strasburgo. Egli è schierato sul pilatesco sì alla difesa comune e no al riarmo dei singoli stati e non intende indietreggiare. Si tratta a oltranza. Per la Schlein i pontieri sono Braga e Boccia, per la minoranza Amendola Alfieri. L'ala riformista è esortato ad ammorbidire alcuni passaggi troppo simili a una bocciatura netta del piano di riarmo. De Caro, possibile sfidante di Elli, frena sul congresso e si sfila dalla corsa alla leadership. La resa dei conti nel PD tra i sinistrelli e i riformisti è rinviata dopo le regionali. Dago Report. E poi, allora, qui Luca da Brescia, ancora i Kraftwerk, va bene, poco il calculator, va bene, azzeccatissimo. Allora, Sveva, come vedi c'è anche il link di Spotify, un brano Pocket Calculator, forse era dell'81, Luca aiuta, era quello con la copertina gialla col computer disegnato in nero, 81-82, perché uscirono abbastanza in rapida successione. Dopo The Man Machine del 79 uscirono 81, 82, 82, 83, 2 album. Comunque me lo ricordo da un gran bell'album. E poi qua questo è un messaggio di Stefano del Brembo. Vediamo, dai, proviamo a sentirlo. Andiamo, Sveva, proviamo a sentire il messaggio di, o glielo facciamo sentire a Marco Pinti dopo. Vediamo se no. Sì, volevo sentirlo in diretta, provare a vedere così, senza Ora non rete. volevo intervenire ancora, ma non ce la faccio. Chiedo venia, chiedo scusa a Pelle, al Gioioso e a chi ascolta. Ma quella più bella di Bobby Solo faceva Din Don Da. Al mio paese quando il sole picchia sulle case. E poi me la ricordi più. Io vado a passeggiare da solo col mio amore, le persiane, dan din don, me la ricordi più? Pelle! Brutta bestia, vaccareggia! Grazie, grande Stefano. Stefano, adesso me la ricordo anch'io, è bellissima. Non so se la recuperiamo perché io non l'avevo trovata. Ti rispondo con Cioran. Soffrire è la maniera di essere attivi senza fare alcunché. Allora, facciamo così invece. Noi non soffriamo perché passiamo a qui Parlamento e abbiamo Giorgio Maria Bergesio, un question time con addirittura Matteo Salvini sulle infrastrutture, su credo un tratto autostradale in Piemonte a Cuneo. Ascoltiamo insieme di cosa si tratta e grazie a Sveva naturalmente per questo contributo. Qui Parlamento.
Qui Parlamento. E allora, ci ha soccorso Carlina e abbiamo Siesta, Bobby Solo, accontentiamo Stefano, ma anche a me, perché piaceva anche a me, me l'ero completamente dimenticata. Ascoltiamolo insieme e poi riprenderemo per chiudere questa parte con Segui la Lega. E insomma, abbiamo accontentato tutti, è sempre Radio Libertà, è sempre oltre la pagina, che è iniziata prima alle 13:35 e adesso abbiamo la rubrica canonica Segui la Lega. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Sul sito Lega Online, scritto Lega Online, si pronuncia legaonline.it, segui la Lega prima che la Lega seguisca te alla Pellegrina o segua te alla Marciana. Quante cose si possono fare da su questo sito. Intanto ricordarvi la rottamazione, quindi la pace fiscale, poi le proposte della Lega nel DL sicurezza. Potete firmare il sostegno delle forze dell'ordine, difendiamo chi difende gli italiani. Questo servirà anche a rafforzare le proposte leghiste, appunto, appena detto, come appena detto nel DL sicurezza. Poi il calendario della Lega, mi raccomando, e poi iscriversi alla Lega. È molto facile, molto semplice, lo si può fare versando 10 euro. Pensate che lo si può fare anche tramite PayPal, PayPal, senza nemmeno vi sia la necessità che siate iscritti a PayPal, PayPal. Poi il codice fiscale e gli altri dati richiesti. Infine vi verrà recapitata la maggiore per via postale, ma se di mezzo ci sono le poste italiane, io raccomando personalmente
profondi, copiosi e calorosi gesti apotropaici alle femminucce, ai maschietti e a tutti i sessi previsti, anche quelli non previsti, perché io sono molto inclusivo. La tessera Lega Salvini Premier. E poi ancora il gesto di autodeterminazione civica, il 2 per 1000, il tuo sostegno vale il 2 per 1000, è una scelta libera a difesa dell'Italia in Europa, sono soldi dello Stato, noi però non sono nostri, quindi a noi non costa nulla questa scelta, però possiamo dire allo Stato dove spendere questi soldini, questi dindini, ed essendo questo un redazionale della Lega, noi veramente col sorriso nel cuore, sul cuore, vi indichiamo il D43 nel 2 per 1000, il D di Domodossola, 4 il voto in matematica, 3 il numero perfetto. Scrivi D43, non ti costa nulla, D43 nel tuo 2 per 1000. E infine andiamo a scoprire le apparizioni radio televisive di loro, degli eroi della Lega, i suoi protagonisti politici. Abbiamo Claudio Borghi, potrete auscultarlo oggi pomeriggio alle 16:48 a Rai o Radio 1. Domani invece, in un'ora presta, per chi vi parla, quasi antelucana, 8:35, potrete auscultare sempre Rai Radio Anch'io, Rai Radio 1, Massimiliano Romeo, presidente dei senatori leghisti a Palazzo Madama, segretario della Lega Lombarda e voce storica per molti anni della storica Radio Padania, che fu Rai Radio Anch'io. E poi potrete vedere e ascoltare nuovamente Claudio Borghi sabato 22 di marzo, in un'ora veramente notturna, antelucana, nel cuore della notte, alle 7 del mattino, a Punti di Vista, Rai 2. E poi mi sembra che perfetto, abbiamo esaurito ed esaudito gli spazi dedicati ai politici della Lega e dedicati a Segui la Lega. Quindi togliamo la condivisione, andiamo a vedere insieme gli ultimi aggiornamenti e poi ci sarà tra pochi minuti, preparatevi, conto alla rovescia, il grande ritorno di Marco Pinti. Adesso morte di Andrea Purgatori, chiesto il processo per 4 medici, sono accusati di omicidio colposo. Questa è l'ultima notizia, l'apertura del Corriere.it. Non è ancora apparsa sull'ANSA, si parla di questa tragedia, di questa ragazza, adesso è 17enne, prima 19enne, adesso 17enne, grossetana, si era imbarcata a Napoli per la Sicilia. Crolla la tregua, quindi anche qui pessime notizie, direi. Vediamo Repubblica, anche qui crolla la tregua, la ragazza qui ha 19 anni. E poi andiamo a vedere scusate, i nostri politici non sono leader, sono follower dei sondaggi. Invece di spiegare le ragioni della difesa europea e del riarmo, temono di perdere voti, inseguono gli elettori che ragionano in termini di convenienze personali e non collettive. Il risultato: equilibrismi, supercazzo, l'ipocrisia. La Meloni bandisce la parola riarmo per non prestare il fianco a Salvini. Elly Schlein, strattonata da Conte, vuole mettere nero su bianco il no alle armi. La Stampa: se Berlinguer, uno che guidava, si fosse affidato a un sondaggio per decidere se dire che si sta più sicuri sotto l'ombrello della NATO, quelle parole non le avrebbe mai pronunciate. Invece pronunciamo la parola stop, intervallo, riprendiamo tra pochi minuti per l'ultima parte di Oltre la pagina e soprattutto per un grandissimo ritorno.
Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis! Buongiorno Sammy, buongiorno cari amici di Radio Libertà. Oggi voglio parlarvi del nostro sciroppo alla bava di lumaca Bronco Free. A che cosa serve Bronco Free? Serve per tutti i processi alterati delle vie respiratorie. Avete presente quando abbiamo quel senso di pesantezza sullo stomaco, quando sentiamo che abbiamo la tosse secca, oppure quando abbiamo quella fastidiosissima tosse grassa che non ci fa dormire la notte e il nostro medico ci prescrive un mucolitico. Ecco, Bronco Free è un mucolitico perché contiene appunto la bava di lumaca, gli enzimi litici che aiutano proprio a fluidificare il catarro, favorirne l'espettorazione e riuscire veramente a uscire molto più facilmente da tutte le problematiche respiratorie che noi abbiamo, soprattutto in questa stagione. Mi rivolgo anche a chi è fumatore e quindi deve convivere tutto l'anno con la tosse. Bronco Free è la soluzione ai vostri problemi. Oggi voglio farvi un'offerta straordinaria. Bronco Free potete provarne anche solo un flacone, 24 euro. In questo caso ci sono le spese di trasporto, ma la grande offerta oggi per voi è questa: 3 flaconi di Bronco Free a 59 euro. E se dite ascolto Radio Libertà, voi non pagate la spesa di trasporto. E se aggiungete dicendo ho sentito la pubblicità che ha fatto Miriam stamattina in radio, avete anche un omaggio da parte mia. È davvero Bronco Free la soluzione a tutte le problematiche respiratorie? Pensiamo anche ai nostri bambini, i nostri nipotini, li accompagniamo a scuola e il giorno dopo tornano, sono già pieni di tosse, pieni di raffreddore. Ecco, in tutte queste situazioni Bronco Free. All'interno trovate un bugiardino per capire bene come si utilizza. Vi ricordo che è senza glutine e senza lattosio. Come fare per prenotarlo? 030 68 40 408, ripeto 030 68 40 408. Vi aspetto, ciao a tutti. E allora, eccoci, c'è una rentrée, ci vorrebbero gli applausi, ci vorrebbe Wanda Osiris, ma direi che Marco Pinti ce la fa benissimo anche da solo. Bentornato Marco. Grazie Pierluigi, un saluto a tutto lo spettabile pubblico, davvero ritorno a casa ogni volta che succede di ricollegarmi da queste parti, doppiamente casa se ci sei tu in conduzione Pierluigi. Allora, a proposito di conduzione, facciamo partire dalla regia, sentiamo se te lo ricordi. No, la castagna non la mettevamo mai. La castagna non la mandavamo mai in onda, però, Allora, il problema della castagna. Poi sarebbe bello a sto punto, però, Pierluigi, tu mi conosci, cavoli, mi fai sti fuoripista e adesso ti becchi il mio fuoripista, perché dobbiamo raccontare allo spettabile pubblico che questa sigla bellissima nasce da un video di YouTube estemporaneo di una persona che l'ha fatto per scherzare e non so se sa di essere stata per lungo tempo una sigla, ma tutte quelle visualizzazioni di quel video sono il numero di puntate che abbiamo fatto, credo. Sì, credo di sì. Non so se facesse per scherzare, perché a me sembrava un video fatto per scherzare, proprio uno a casa che ha finito la cena con gli amici e fa un video. No, era in uno scompartimento del treno, mi sembra. No, era a casa, secondo me. Vabbè, comunque, questa adesso poi fuoripista Pellegrin, il povero. Se quella era la casa di questa tizia, non la invidio, nonostante io sia di umili origini. Marco, allora. Eccoci. Allora, abbandoniamo anche il periodo ipotetico per il momento e addentriamoci sul tema di questa nostra chiacchierata, perché intanto ricordiamo proprio sabato è stato inaugurato il sito ilbobo.org. Sabato Roberto Maroni avrebbe compiuto 70 anni ed è l'occasione per ricordare quanto Roberto Maroni. Io ho messo insieme un po' di materiale
E quello che tu non ti ricordi nemmeno le prime volte che Maroni apparve in TV, era il 92 la prima volta che l'ho visto io, non so se tu già eri lì. Avevo 7 anni, però dopo ho un aneddoto di quando avevo 7 anni. Ah, perfetto. E mettendo insieme un po' tanto materiale ti accorgi un pezzo della vita poi per i leghisti è ancora più importante, ma anche poi della vita pubblica, e poi tante cose che Roberto Maroni ha messo insieme. Poi ti chiederò anche qualcosa di questa di questa area di lago che a Varese ha prodotto una stirpe di politici di primissimo grado, te compreso. Vabbè, io mi prendo questo te compreso, anche se, come sai, preferisco giocare insomma da playmaker, e poi anche se i canestri li fanno gli altri sono contento lo stesso, proprio nello spirito di Pozzecco, che qui è stato un altro, qui intendo Varese ovviamente, è stato un altro che ha segnato a suo modo un'epoca, peraltro la stessa epoca. Ma per non divagare, guarda, l'idea di fare un'associazione dedicata a Roberto Maroni è un'idea che è stato bello perché non è venuta subito, ecco. Spesso queste cose nascono a ridosso della scomparsa di un grande personaggio, le associazioni, le fondazioni. Invece in qualche modo abbiamo avuto bisogno tutti di prenderci il tempo di assorbire quello che comunque è un vuoto, un lutto, come accade nella vita quotidiana, così anche nella politica, che ricordiamolo è fatta di persone che si conoscono, si frequentano e che creano relazioni autentiche. Poi noi ovviamente la politica la vediamo soprattutto come, diciamo, così, la sua cornice istituzionale, i vertici, c'è sempre il presidente di qualcosa che dice qualcosa, il presidente di qualcos'altro, ma dentro sono sempre delle persone che alla fine costruiscono dei legami. E questo vale a tutti i livelli, soprattutto in una comunità come la Lega, che ha sempre tenuto molto vicina la base al vertice. Nella storia della Lega anche Ci picchia, non ci voleva. Allora, una piccola scivolata. Intanto vi ricordo il bobo.org, che è l'associazione che ha Stefano Bruno Galli come presidente, tra i suoi soci fondatori Giancarlo Giorgetti, Attilio Fontana, Marco Pinti e tanti altri ancora. È l'occasione per una panoramica che chiaramente sulla storia di una grande figura di politico, amministratore, personaggio, ma anche per fare una panoramica sulla Lega, perché ci sono storiche, ci sono le foto con Umberto Bossi, ci sono foto che risalgono a tantissimi anni or sono, agli albori, quindi ci sono foto di vita quotidiana che vedono tanti militanti e altri poi protagonisti. Rieccomi. Eccoci qua, hai giocato. Luigi, dammi per favore questa informazione, fin dove hai sentito, perché io ho sperimentato quella cosa bellissima da ospite radiofonico, credo di aver parlato 1 minuto e mezzo senza più essere in onda, che è un'esperienza metafisica che mi mancava. Ecco, io sono arrivato quando parlavi del fatto che la Lega ha sempre tenuto uno stretto contatto tra base e vertice, Ecco, sì. quindi Guarda, la chiudo in fretta, perché questo però serviva per capire che alla fine le relazioni umane, la mancanza di un leader politico come Maroni per tante persone è la mancanza di un amico, di un compagno, di una persona con cui hanno lavorato. E quindi questi 2 anni sono passati proprio per assorbire il lutto, per capire che cosa era successo, e alla fine abbiamo deciso, una dozzina di amici, che ora sono già diventati una cinquantina / centinaio, se guardo le ultime adesioni del sito, di fare in modo di continuare questa storia, continuare nel nome del Bobo e nello stile che Maroni aveva aggiunto alla politica italiana. E poi su questo ovviamente si potrebbe parlare a lungo, ma la prima cosa che ci tengo a precisare è proprio questa, che è nata dopo 2 anni, proprio perché c'era bisogno di fare una cosa
che venisse davvero dalla nostra esperienza, che venisse anche dal sentimento, chiaramente. Avevi un aneddoto di quando avevi 7 anni, cioè, ci stavi dicendo? Sì, va bene, l'aneddoto di quando avevo 7 anni è un po' sciocco, però fa ridere, fa capire anche qualcosa di Varese. Io, vabbè, a 7 anni ero già una scimmietta dal punto di vista di guardare gli adulti, quindi guardavo il telegiornale, cercavo di capire cosa succedeva. D'altronde era il 1992, in Italia il telegiornale parlava della politica, che venivano arrestati, stava succedendo una cosa incredibile, c'era quest'area, anche un bambino l'assorbe. In più a Varese gli adulti continuavano a parlare di questo Bossi. E oltre a Bossi, un po' come Batman e Robin, c'erano Bossi e Maroni, no? Si iniziava a parlare di tutti e due. E così sarà stati quegli anni lì, non so se era il 92 o il 93, a Varese mi ritrovo sulle strisce pedonali, aspettare di attraversare, e mi accorgo che di fianco a me c'è Roberto Maroni, che aveva già non so quanti anni, sono quasi una quarantina credo. E allora io avevo 7 anni e lo guardo proprio come se fosse, non dico Batman, ma sicuramente Robin. Lui se ne accorge e non fa quello che farebbe qualsiasi politico, di dire attaccar bottone, non so, con mia mamma, con me. No, ma fa quasi finta di niente, ammicca e basta lateralmente come poteva fare lui, e quando poi è il momento di attraversare dice andiamo, e io me ne esco con una frase da libro cuore del tipo se lei comanda io seguo. E lì ho fatto una risata che poi da un certo punto di vista, quando gliel'ho raccontata tanti anni dopo, aveva anche, diciamo, il sapore dell'appuntamento col destino, in un certo senso. Sì, una caratteristica che rende unico, no, Maroni, visto da fuori. Non ho mai avuto modo di interviste, sì, più di tante anche, insomma, ma come persona io poi non vengo da Varese, vengo da un altro pianeta. La leggerezza del tocco, che non solo, diciamolo, Marco, è cosa molto rara in Lega, ma anche al di fuori della Lega. Per esempio, io ho sempre avuto, a me piacque la prima volta che lo vidi, prima ancora di cominciare a votare Lega, mi era piaciuto moltissimo come personaggio, perché intanto aveva una caratteristica che io ammiro tantissimo nei pochi, nei rari che ce l'hanno, quella di non prendersi sul serio, te lo dico, quando l'ho visto io per la prima volta nel 92. Ho avuto l'impressione di una persona che aveva questo, per me è una dote fuori dal tu ce l'hai per esempio, ma siete rarissimi, non si trovano tante persone, o forse sono io che non le so vedere, ma questa dote mi sembrava di avergliela riconosciuta. Me lo confermi? Ma te la confermo, e poi vabbè, visto che mi hai stuzzicato, io penso che comunque Varese c'entri con questa faccenda qui. Varese non è soltanto, a mio giudizio, un piccolo centro di provincia come sono tanti. Qui c'è una caratteristica che ha un padre nobile nella letteratura, che è Guido Morselli, ma non solo. La caratteristica della società varesina, secondo me, è che da noi l'outsider non è considerato lo scemo del villaggio o quello strano, è pienamente parte della comunità. In qualche modo la società varesina lo riconosce e quando può lo valorizza. Questo è successo a Bossi, che è stato l'outsider degli outsider, in qualche modo a Maroni, perché anche lui era assolutamente un outsider, anche se al contrario le due storie, se belle come si interpretano. Bossi viene proprio dal popolo, scuola Radio Elettra, studi in medicina rocamboleschi, una vita quasi garibaldina prima di fondare la Lega e poi la consacrazione. Dall'altra parte Maroni, che era un giovane anche di discreta borghesia, avviato a fare un lavoro rispettabile come l'avvocato della Avon, che entra invece in questo turbine rivoluzionario che era la Lega. Ma poi te ne aggiungo anche altri che sono fuori dalla politica, che sono sempre casualmente di questa zona. Renato Pozzetto, che secondo me ha cambiato il modo di fare comicità in Italia. Adesso potrei parlarne a lungo, ma ve lo risparmio, però se avete sorriso sentendo il nome Renato Pozzetto, forse qualcosa di vero in questo c'è. Io spero che abbiate letto Il mistero buffo di un altro Varesotto illustre. Esatto, stavo per citare anche Dario Fo, che può stare simpatico o meno simpatico, però quando lui inventa di fatto il Gramlò è una cosa che secondo me non si poteva fare in un'altra zona d'Italia. Riuscire a parlare senza dire niente con quella lingua lì.
Beh, guarda, adesso non voglio fare, non ho gli strumenti, ma stavo studiando, stavo dando quel poco di università che ho fatto e ho letto anche il teatro buffo insieme a Gadda e a tanti altri autori del XX secolo. Io posso dirti, in base alla mia conoscenza, che il teatro buffo è un lavoro spaziale, un lavoro di cultura di cultura prima ancora che di arte, come si potrebbe credere, di esibizione. È cultura, ci sono ricostruzioni filologiche, alcune sono inventate, altre sono vere. Non so come abbia fatto Dario Fo, non lo so. Evidentemente c'è un'aria particolare, sarà il lago ecco, questa io ci avevo proprio pensato stanotte e mi hai anticipato sul fatto, perché tu poi hai anche giustamente estrapolato altre figure, quindi la caratteristica complessiva di una città come Varese. Va detto che comunque dal punto di vista politico c'è stato un unicum, no? Partito con Bossi, ma quanti? Bossi e Maroni, ma poi mi viene in mente Speroni, mi viene in mente Giorgetti, che è uno dei Ma io anche fondatori. Giorgetti lo metto negli outsider in modo diverso, perché tutti insomma lo considerano un po' il bocconiano, quello che diciamo anche per i mercati è una figura rispettabile. Sembrerebbe, se vogliamo, una figura che più integrata non si può, però quando si vede che la sua esperienza politica è stata forgiata non diciamo in qualche consulenza finanziaria, ma in via Bellerio, allora anche lui diventa un outsider a tutti gli effetti. Infatti io ti avrei chiesto, visto che tu sei proprio di lì, cioè conosci bene, anche se sei più giovane rispetto a me, volevo chiederti appunto ma la risposta me l'hai già data a questo punto, se si era formata una scuola o c'è stata una sorta di contaminazione, perché ci sono tanti nomi, il primo sindaco di Varese, il primo sindaco di una città capoluogo, Fassa, che poi è uscito, eccetera, anche lui è un'altra figura. Assolutamente, bravo, anche lui era un totale outsider, cioè leghisti che ai tempi erano tutti burberi. Fassa, primo sindaco della Lega, parlava 5 lingue e faceva le battute in greco antico a quelli della giunta. Cioè. Ma cos'è stato quindi una contaminazione che ha trovato l'habitat giusto e poi naturalmente protagonisti di grandissimo spessore, perché anche adesso è uscito dalla Lega, ma io mi ricordo Reguzzoni era a suo tempo il presidente più giovane di provincia, per dire. Sì. Dario Galli, amatissimo qui a Radio Padania di quella volta. Ho detto prima Speroni, adoravo i suoi cravattini e anche la sua eloquenza, devo dire anche era venuto tanti anni fa a Pordenone, aveva organizzato un evento, è una persona di grandissima disponibilità, quindi Infatti, sono guarda, tanti poi nomi ovviamente proprio. Però siamo solo Varese tornati. è solo Lega, Marco. Altri politici, cioè in politica, Varesotti o Varesini di Vaglia non mi vengono in mente. Sicuramente me ne dimentico qualcuno, probabilmente. Probabilmente può essere, perché un po' lo spirito dei luoghi, secondo la teoria che stiamo assemblando, è quello di, diciamo così, darsi il permesso e avere il coraggio di essere matti. Poi se fai l'artista non hai problemi e lo puoi fare. Se fai questa strana attività che si chiama politica e finisci in un partito che invece premia l'omologazione, può essere che il varesino si trovi meno a suo agio di quanto è stato nella Lega. Io facevo, perché essendo più vecchio di te, come ti ho appena ricordato, avevo fatto un'ipotesi, stanotte ci ho pensato proprio il gusto di pensare a queste cose. Due realtà diverse, ma Pordenone e Varese. Guarda, Pordenone l'altro giorno me la nominano capitale della cultura nel 2027. Sono andato via io e hanno rotto le acque. Non è anche, Marco, tu non puoi, no, sei nato dopo tu, sì, che non è una colpa, ma non è anche che queste realtà di provincia hanno saputo comunque ripararsi dalle esasperazioni ideologiche degli anni 70 e primi anni 80, perché da me almeno a Pordenone arrivava solo gli echi, non arrivava il peggio, l'ideologia, e si cercava magari, quando ero ragazzo io, il complotto eccetera, si cercavano comunque delle strade, dei percorsi alternativi, originali che fossero comunque diverse da quelle che erano questi grandi Moloch
il pensiero politico a tutti i costi, l'impegno politico. E mi viene da pensare, poi in altre zone di provincia non è successo, ma a Varese tantissimo, e vedo anche un po' a Pordenone, forse è una mia ipotesi, siamo stati anche un po' custoditi dalle intemperie. Può essere questo, a cui aggiungo, ma si completa come risposta, che una città che ha un numero di abitanti, non so quanti ne faccia Pordenone, Varese ne fa 80.000, cioè non riempie lo stadio di San Siro. Ecco, è chiaro che una città con questo numero di abitanti riesce anche a creare delle relazioni al suo interno che non possono sbarrarsi con l'ideologia, se no parli solo con 10 persone in tutta la città, devi parlare con quelli che la pensano come te, mentre a Milano hai, che so, 10.000 persone che la pensano come te, puoi far finta che gli altri non esistono. A Varese ti sentiresti un po' solo. Questa è veramente bella. Marco, c'è Maurizio, ascoltatore, che prima ancora, sapendo che venivi, ha girato un WhatsApp, ha detto: chiedigli cosa sta facendo là con la Lega a Roma. Ma guarda, sono due esperienze che sto facendo, sono due esperienze molto diverse. Il governo Draghi, io non ho alcuna vergogna a dirvi che anche dal mio punto di vista di sherpa della comitiva della Lega è stato comunque una specie di Vietnam, perché era veramente un'esperienza molto difficile in cui tra pandemia, guerra e compagine di governo decisamente disomogenea è stata un'esperienza che mi ha forgiato per certi versi e come me ha forgiato tanti che l'hanno vissuta in prima persona, ed è stato un orgoglio, un onore vivere anche quella stagione difficile. In questa seconda esperienza con un governo di centrodestra, chiaramente, diciamo, il mio lavoro e il lavoro di quelli come me è più sereno perché il mondo è tornato simmetrico. Quindi il centrodestra ha una sua coesione, il centrosinistra è l'avversario e siamo tornati a uno schema che permette quantomeno di capire i confini sia delle forze politiche sia di quello che si può fare per dare una mano tutti i giorni. Marco, siamo anche tu i tempi al volo, volevo onorare una delle grandi eredità che ci ha lasciato Roberto Maroni, l'autonomia. Quando ne risentiremo parlare? Beh, ecco, l'autonomia, io mi ricollego anche a questa associazione su cui potete andare, insomma, a vedere anche il sito, il bobo.org, e iscrivervi alla newsletter, sia alla newsletter, cioè vi arrivano le mail, sia all'associazione. L'autonomia chiaramente a Roma è il luogo più difficile per portare a casa qualcosa. E la battaglia lì sta continuando, non solo con la riforma dell'autonomia differenziata, ma anche sul voto delle province, un voto diretto dei cittadini al presidente della provincia, non più di secondo livello. Però l'autonomia non arriverà mai se non c'è sotto un movimento più ampio che la sostiene. Cioè nessuno si aspetti miracoli da quello che si può fare da un governo, comunque da un governo di uno Stato nazionale. Se sotto, e mi chiamo in causa per primo con questa associazione e tutti quelli che stanno contribuendo a fare queste battaglie anche da altri contesti, se sotto non c'è continua la richiesta di avere maggiore autonomia e non si spinge sempre la tutela più in là, perché da sola una forza politica non ce la farà mai a portare a casa l'autonomia come dovrebbe essere, ha bisogno del sostegno di tutta una società. Marco, chiudo allora, il mio microfono è il suo microfono, quando vuoi io sono a disposizione, la radio è tua, quindi anche magari per dare... sentire a casa come sempre, e un saluto allo spettacolo pubblico, se volete ci ritroviamo anche su ilbobo.org. Ecco, sì, perché magari tenere d'occhio, io l'ho visto, è molto interessante, ci sono tante cose che secondo me interessano anche chi leghista non è, perché c'è la storia, ci sono tantissime cose. E grazie anche per questo a te e a tutti coloro che hanno costituito, a partire dal presidente Stefano Bruno Galli. Grazie di tutto, grazie Marco Pinti. Ciao spettabile pubblico. E allo spettabile pubblico rivolgiamo grazie a Sveva e grazie allo spettabile pubblico per aver scelto anche oggi Radio Libertà. Avete ascoltato Oltre la pagina.
Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi? Radio Libertà non ha filtri